credo anche con correttezza e con onestà. Mi sembra che sono stati già incardinati i lavori per una riforma della giustizia. Questo sta a significare che il governo ha ben presente, ma soprattutto i cittadini hanno ben presente, che la certezza della pena serve soprattutto dopo dei provvedimenti disastrosi che sono stati fatti 2 o 3 anni fa, quali l'indulto, che hanno liberato sul nostro territorio e vanificato soprattutto il grande lavoro delle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine prendono questi ragazzi, chiamiamoli ragazzi, li mettono in carcere e dopo qualche giorno sono di nuovo fuori. Siete no, però strabuzza gli occhi. No, ma perché appunto robe scontate, insomma, non si cambia. Cioè, vuol dire, la certezza. No, guarda, mettiamoci d'accordo, certezza della pena, che vuol dire? Certezza della pena vuol dire che comunque quando chiunque delinque c'è un procedimento che dura, che ha tempi certi per la sua risoluzione. Non è che quindi non si aspettano anni e non si mettono anche in galera della gente per aspettare il giudizio finale per anni, cosa che succede in questo paese, quindi certezza è questo. Ovviamente vuol dire anche che non si consente, ma attraverso le procedure che già ci sono, non è che non ci siano, attenzione, si consente che uno quando viene condannato sconta quella pena, quindi deve essere esemplare la pena, d'accordo? Benissimo. Poi però non è che si può dire che allora sembra che questo sia un paese in cui ci sia l'impunità, la libertà, eccetera, eccetera. Perché potrei cavarmela dicendo che la riforma della giustizia sicuramente avrà dei punti abbastanza fermi e certi, che tenterà di salvare il solito vostro premier che tenterà. No, perché se si cerca di deviare i ragionamenti, io credo che sia una realtà purtroppo brutale che fatti recenti a Guidonia, stupro di una donna, il magistrato dopo 2 giorni l'ha messo agli arresti domiciliari. Ma hanno spiegato più fior di tecnici che allora non è una io credo che quel magistrato probabilmente una riflessione la dovrebbe aver fatta nel momento in cui forse ha applicato le leggi, ma ha anche un po' usato una certa discrezionalità, che se la usava in qualche altra maniera magari quella persona poteva farsi almeno un mesetto di carcere per fargli capire che aveva sbagliato. Quando io dico che questo governo sta lavorando e mi sembra che effettivamente sono fatti non pugnette, come dice un famoso comico, stiamo iniziando a fare una riforma della giustizia, va dato atto che tutti dobbiamo lavorare in quella direzione. Se tutti quanti vogliamo la certezza della pena, non possiamo venire qua e dire così impunemente ma non stiamo facendo niente. Forse chi non ha fatto niente è quel governo di sinistra che in 2 anni il governo Prodi non è riuscito neanche a fare un pacchetto sicurezza, ci ha provato per 2 volte. Nel decreto, nella disegno di legge, ho capito, le cose esemplari sono che si danno 1.000 euro di multa a un commerciante che vende la bomboletta spray a un minorenne. Cioè scusatemi, la presunzione che se io posso mandare mia figlia che ha 17 anni a prendermi la vernice per pitturare casa, gli dà 1.000 euro di multa al commerciante. Non potete fare qualche norma migliore, scusatemi, di norme ne facciamo tantissime. Di norme ne facciamo tantissime, tra le quali, anche per non avere tutte le città imbrattate, abbiamo capito, ma perché mia figlia che la mando a prendere, se io non ho tempo va lei a prendere, non posso. Dice che la bomboletta li mandi a prendere un secchio col pennello, così ho capito. Tu sei dalla parte dei writers, sappiamo. No, non siete writers, sono perché si possono decidere, però voi si fanno le norme che hanno un buon senso, perché è chiaro che se poi facciamo le leggi, se facciamo delle leggi assurde, chi le deve applicare? Che le deve applicare? Ma scusami un attimo, ma sarà mica di buon senso? C'è è presunzione della pena, cioè dire io ho 17 anni, vado a prendere la bomboletta spray non biodegradabile, no, ora metti fuori guarda, la risolviamo facilmente, ti do la via d'uscita che speriamo il senatore porti. Mettiamo fuori legge le vernici non biodegradabili, fuori legge non le vende nessuno, ma non è che se le vado a prendere mia figlia che ha 17 anni gli dai 1.000 euro di multa al commerciante, mi sembra una follia, non so come fate a pensare che questo combatta la sicurezza. Fare a meno di mandare tua figlia a prendere la vernice, questo non è un bene necessario, ma l'esempio è stupido per dire che quando si dice tempi certi, giustizia, certezza della pena, sono slogan che poi quando si fanno le leggi non ci sono. Non sono slogan, adesso provane una. L'azione di molti poliziotti che dicono cioè io so che rischio la vita, cioè poi arresto la persona, va bene, il giorno dopo questa è per le strade. Ma perché sulle strade? Perché evidentemente qualcuno ha firmato
perché ritiene che non è Allora, opportuno. Ma l'aveva firmato perché c'è una legge che gli dice di fare così, non che si inventa la legge. Non voglio, allora, signori, un attimo, non voglio creare un imbarazzo al dirigente della divisione anticrime di Venezia, ma esiste, no, guardi, un attimo solo, Posso fare una... No, posso prima io, mi faccio fare il mio mestiere, mi pagano per questo, il centro gliela sociale farei la Rivolta, domanda. voglio parlare del centro sociale Rivolta. Oh, cos'è? Voglio parlare Va del bene, centro sociale, allora- voglio sapere quante volte la polizia entra dentro lì e quante volte va a verificare che cosa fanno. Voglio che venga verificato all'interno, allora faccio un esposto pubblico adesso, davanti ai cittadini, davanti ai dirigenti Fanno politici. esposto, sarà una procura repubblica che lo istruisce. Voglio no, sapere come prende, mai no. fanno concerti con migliaia di persone all'interno, nonostante manchino le misure di sicurezza e non ci siano forze di polizia, non c'è nessuno che va lì dentro. E vorrei anche sapere se ci sono i controlli al di fuori di quello spazio per verificare se le persone che hanno frequentato in modo illegittimo quegli spettacoli poi hanno assunto droghe, hanno assunto alcol e possono pubblico ufficiale, è un ruolo istituzionale, sto facendo una denuncia pubblica davanti a un